Buon pomeriggio. In questi giorni, quando c'è stato, ieri l'eclissi lunare, poi c'è stata anche l'eclissi di sole il 2 luglio, la Terra, è stata colpita da un'intensa radiazione elettromagnetica che purtroppo non sembra provenire come sia giusto dal Sole, quindi è una cosa molto strana che gli scienziati non riescono a spiegarsi. In effetti questa intensa radiazione come regola doveva venire dal Sole, ma in effetti hanno fatto tutti i calcoli, non proviene dal Sole. Quindi non si sa perché ci sia stata questa tempesta elettromagnetica, chiamiamola così. Ciao Anna. No, no, è stata colpita la Terra in effetti, Anna, e purtroppo il responsabile, ciao Alessà, non è il Sole. Di solito quando si ha una tempesta magnetica, il Sole, ciao avvocatella, diciamo che la colpa è del Sole, ma in questo caso non è stato il Sole, quindi è questo quello che per gli scienziati è molto strano in effetti. Quindi c'è stato l'eclisse solare, che poi diciamo che qui non è stata visibile. Ciao Francesco. Quindi hanno pensato molti ricercatori UFO che questa fonte di magnetismo sarebbe da attribuire agli allineamenti planetari che annunciano, la nascita del bambino profetico, quindi il bambino profetico descritto nell'Apocalisse 12. Quindi secondo questo gruppo di ufologi pensano che sia di nuovo l'arrivo del bambino, quindi che loro pensano che sia così in effetti. Quindi in effetti questo sarebbe questa energia e coscienza in scala planetaria, anche perché gli scienziati non sanno il perché. Quindi il Sole non è stato, e quindi togliamo da mezzo il Sole, quindi come regola una tempesta magnetica è data sempre la colpa, ciao Lillo, al Sole, però stavolta non è stato il Sole, quindi hanno fatto tutti i tentativi ma non è stato il Sole, quindi non sanno neanche loro cosa ha provocato questa intensa, tempesta solare, in effetti, che poi non è solare, questo è il problema. Quindi in effetti molti ufologi e persone che complottisti, come vogliamo chiamare, hanno detto che sarebbe tutto da attribuire agli allineamenti che ci sono in questo mese di luglio e legato alla nascita del bambino profetico che, come ben sapete, è descritto nell'Apocalisse 12. Secondo tanti questo qui, ciao Adriana, sarebbe un evento cosmologico, quindi loro la pensano proprio in grande, diciamo che sarebbe l'energia dei pianeti, delle stelle in coscienza, in scala planetaria, quindi una cosa molto molto grande. Quindi questo è quello che hanno, credono che sia, anche se veramente non sappiamo cosa abbia provocato questa intensa radiazione elettromagnetica. Purtroppo gli impulsi magnetici sono stati registrati, però il Sole non è il colpevole, perlomeno non è stato lui. Terremoti nemmeno, quindi non ci sta un motivo di questa, tempesta magnetica, quindi non lo sanno nemmeno loro. Quindi giustamente i complottisti, quelli che pensano agli UFO, hanno detto la loro, quindi hanno detto che sarebbe l'arrivo del bambino profetico annunciato nell'Apocalisse e che sarebbe da attribuire a una coscienza in scala planetaria, quindi tipo un'Apocalisse in effetti, quindi la fine dei tempi come sempre dicono, quindi sarebbe questo. Allora, il motivo ragazzi neanche io lo so, quindi nessuno lo sa, credo, però non lo so, anche io non saprei dire come. Bravo, conflitto finale, Damien, l'ho visto, avvocato. Sì, quindi in effetti questa radiazione non si sa da dove arriva, può darsi pure che ne so, arrivi dall'universo, qualche supernova esplosa, è arrivato un po' di radiazione qui. Vabbè Alessandro, vabbè. Quindi diciamo che può essere anche una cosa così in effetti.
Il film, no, Avvocatella diceva il film Conflitto finale, in effetti era la fine dei tempi, quindi con Damien, un film di horror parlava, quindi il conflitto finale, l'apocalisse finale. Quindi perciò ho detto così. Quindi ragazzi, il vero motivo non si sa, io forse penso più. Può darsi pure che può essere qualche influenza di qualche altro pianeta, può essere oppure una supernova che è esplosa e è arrivato qui, diciamo, questa tempesta magnetica. Il sole purtroppo stavolta non c'entra nulla, quindi di solito quando ci stanno le aurore boreali, queste cose, e gli impulsi che bloccano i cellulari, queste cose qui, si pensa che è stato il sole, però stavolta eruzioni solari non ce ne sono, quindi stavolta il sole non è colpevole, quindi questa forza arriva da un'altra parte, non si sa da dove, però c'è stata, quindi ma non sanno da dove arriva, quindi sono preoccupati per vedere questa grande energia, da che cosa arriva, chi cosa l'ha provocata. Quindi diciamo che anche loro sono preoccupati perché in effetti non sanno dare una spiegazione a un fenomeno che come regola dovrebbe essere il sole. Sì, sì, Alessà, sì, sì. Quindi ragazzi, rimaniamo col mistero, in effetti, se saprò qualche altra cosa aggiornerò, però non credo che farò questo aggiornamento perché secondo me una risposta a questa cosa non la troveremo nemmeno mai come sempre. Quindi rimaniamo, se saprò qualcosa farò un aggiornamento, quindi anche se sarà difficile credo perché non hanno capito diciamo sì sì, non hanno capito gli scienziati che lavorano alla NASA e cose, figuriamoci se poi si saprebbe la verità se anche lo divulgassero, quindi non credo che se ne parli proprio, quindi rimarrà sempre un mistero. Quindi ragazzi vi auguro buon appetito, buon pomeriggio, chi si va a riposare, chi va a lavorare e ci sentiamo più tardi. Ogni tanto vedi una notizia strana capita, stavolta un po' più strana del solito. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo. Sì, sì, è normale. Parecchie persone ieri sera hanno visto qualcosa davanti alla luna, guarda, pure parecchie persone mi hanno scritto nei commenti che chi che stava col telescopio aveva osservato una figura muoversi davanti alla luna, quindi non sei l'unica a dire questo qua perché già ho letto tanti commenti che chi ha usato il telescopio ha visto qualcosa di insolito davanti al disco lunare quando c'è stata l'eclissi, quindi non lo so, devo controllare un po' in giro per vedere i filmati che hanno fatto i ragazzi e vedere che cosa riesco a trovare, perché in tanti hanno scritto che hanno visto qualcosa di insolito, però dobbiamo guardare bene per vedere quali sono i video che sono reali in effetti. Va bene ragazzi, io vi auguro una buona giornata e ci sentiamo più tardi.